Dallo stop nei campionati all'imminente ripresa, nell'attesa di rivedere il pallone rotolare in campo, il comitato regionale ha avviato una serie di videoconferenze per non far mancare la propria presenza e sostegno ai club dilettantistici. Ogni categoria ha avuto infatti una videoconferenza dedicata in calendario nei giorni scorsi. Ma adesso è tempo di ripartire con i campionati proprio da questo weekend dopo lo stop causato dall'aumento dei contagi nelle ultime settimane. L'eccellenza domani, domenica 23, con la seconda giornata di ritorno, a seguire il 30 gennaio sarà la volta della promozione e della prima categoria. Il 5 febbraio il turno degli juniores under 19, poi il 6 febbraio ripartiranno la seconda categoria, gli allievi under 17 e gli under 15 dei giovanissimi. E intanto sono stati divulgati i nuovi protocolli adottati dalla Commissione Medico-Scientifica Sportiva per la prevenzione ai contagi Covid e che interesserà tutto il calcio dilettantistico, quello giovanile, il calcio femminile, il beach soccer, il futsal, il calcio paralimpico e sperimentale e gli arbitri delle medesime categorie. Il protocollo, che può essere scaricato dal sito della FIGC Sardegna, riguarderà tutte le attività, allenamenti, pre-gara e gare. L'obiettivo è quello di ripartire in sicurezza, con entusiasmo e passione. Il presidente Gianni Cadoni ha lavoro su più fronti dopo la conferenza di bilancio di fine anno. Sono tanti i progetti in cantiere che si svilupperanno nei prossimi mesi, come il completamento del Centro Federale di Sarrodia e la creazione di un centro di medicina sportiva di eccellenza, il progetto Scuola, il lancio definitivo sul territorio regionale del calcio a 5, calcio femminile e beach soccer con la realizzazione del primo campionato regionale.